Domani, lunedì 21 maggio, sarà una giornata campale per i cantieri in città. Dopo i lavori delle ultime settimane, che hanno interessato il nuovo asfalto del Ponte Cavanis e del tratto di Via Poli che immette nel centro storico, nelle prossime ore partiranno ben 4 opere pubbliche, le quali avranno conseguenze sulla viabilità nei periodi interessati, che in un paio di casi sono notevoli. 2 gli interventi a Sottomarina, 2 a Chioggia. Il più consistente concerne l'adeguamento dell'illuminazione pubblica in Viale Venezia, in Viale Veneto, nella rotatoria di Piazza Italia, in Viale Verona e in Viale Padova. Per 10 giorni, fino al 31 maggio, nelle strade di volta in volta interessate è imposto il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e il senso unico alternato lungo Viale Venezia, Viale Padova e Viale Veneto. A Chioggia, invece, 2 calli stanno per vedere iniziati i lavori di pubblica utilità. In Calle San Cristoforo gli operai di Veritas procederanno a installare i mezzi per disinquinare la laguna e risanare le fognature del centro storico. Un intervento che durerà almeno fino al 31 luglio, con chiusura al traffico per tutti i veicoli nella calle, all'intersezione con il Corso del Popolo, all'altezza del civico 223. In piazza vigerà il senso unico alternato nel tratto interessato all'uscita da Calle San Cristoforo, regolato da semafori. In Calle Olivotti, invece, sempre da domani e fino al 26 maggio, verrà ristretta la carreggiata per lavori relativi alla rete del gas. Anche in questo caso è previsto il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e senso unico alternato di circolazione all'angolo con il Corso del Popolo, civico 1355. Infine, mercoledì 23 maggio inizierà l'analoga sistemazione della rete del gas in via Vettor Pisani e Sottomarina, dove fino al 26 di questo stesso mese è indetto il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, il restringimento della carreggiata e anche il divieto di transito pedonale sul marciapiede. I bambini a pranzo oggi, cosa vi consigli veloce da prendere? Vi consiglio la zuppa che è un prodotto ottimo e veloce da fare. Questo qua? Certo. Questo 4 euro? Sì. Ok, andate via. Attorno alle 14:15 di ieri, il ponte girevole sul canale San Domenico, che collega il centro storico di Chioggia alla zona del mercato ittico e dei cantieri, è rimasto bloccato tagliando in 2 la città. Sono stati al lavoro i vigili del fuoco, ma il guasto era assai serio e attorno alle 17 hanno desistito e contattato l'azienda specializzata da Padova, che nel giro di un'ora ha risolto la questione e aprendo il ponte alla circolazione veicolare attorno alle 18:20. Durante le operazioni, chi doveva accedere al centro storico o uscirne è stato costretto a passare da Borgo San Giovanni, il che ha comunque frenato le attività economiche nel centro storico, tagliato fuori, specie per quei turisti di giornata, già di stanza a Sottomarina, che al primo accenno di attesa prolungata hanno preferito desistere e tornare indietro, come pure molti residenti. Entra nel vivo il contratto di Costa Veneta, iniziato nei mesi scorsi tra i sindaci del litorale adriatico e presentato con un'assemblea pubblica il 4 dicembre 2017 a Chioggia. Da domani pomeriggio partiranno i tavoli tematici di approfondimento nei singoli temi, che vedranno i vari comuni capofila ospitare e organizzare la discussione. Si inizia dall'Auditorium San Nicolò, dove lunedì 21 dalle ore 15 prenderà il via la riunione attorno alle questioni della difesa e dell'adattamento. La fase di preparazione serve ad ascoltare le articolazioni associative, ovvero coloro che hanno interesse in materia di acque interne, acque di transizione e acque marine costiere. Osservatorio privilegiato per leggere il territorio. Gli altri tavoli si occuperanno di destinazione turistica e sviluppo locale, con seduta il 30 maggio a Cavallino Tre Porti, infrastrutture e servizi, meeting il 4 giugno a Eraclea, poi pesca e acquacoltura a Caorle il 12 giugno, infine l'agricoltura litoranea il 21 giugno a Rosolina. Secondo appuntamento domani sera con un palco per la scuola, la rassegna teatrale organizzata dal Circuito Regionale Arteven con i laboratori nati nelle scuole primarie e dell'infanzia del territorio clodiense. All'auditorium di Calle San Nicolò gli scolari della Marchetti daranno vita al Libro della giungla, l'immortale capolavoro di Rudyard Kipling. Le messe in scena andranno avanti fino all'8 giugno, quando avverrà il gran finale in Corso del Popolo, con la consegna degli attestati di partecipazione e la festa finale per circa 700 piccoli attori e attrici.
Amici carissimi di Network Azzurra, buongiorno, buona domenica a tutti e oggi vede Meteo Brollo ospite di una nuova realtà che si chiama Tentazioni Tipiche, la trovate in zona Vigo, bellissimo negozio dove potrete fare un salto. Dunque la giornata si apre sostanzialmente come si è chiuso sabato, bel tempo, cielo azzurro, una leggera ventilazione da nord-est e quindi un segno tangibile di una domenica direi perfetta. Attenzione però perché naturalmente il tempo tenderà a divenire ancora instabile e variabile da domani sera perché una nuova perturbazione collegata a una vasta zona di bassa pressione sull'Atlantico tende ad approfondirsi appunto in Italia dalla giornata di lunedì. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questa stabilità è stata naturalmente effimera perché non ci sono dei cuni alti pressori, come vi ho già detto, tali da garantire stabilità nel tempo, ma sostanzialmente sono delle moderate, diciamo, dei moderati cuni anticiclonici. Quindi questo si spegnerà con la giornata odierna, massimo nella mattinata di domani, e poi lascerà spazio a nuove variabilità, a nuovi temporali che si accaniranno più nella giornata di martedì e mercoledì sulle nostre zone rispetto a lunedì. Quindi oggi è una bellissima giornata che potremo dedicare a fare un salto fuori porta al mare, venendo a trovarci qui a Chioggia naturalmente, e quindi senza nessun tipo di precipitazione. Alcuni temporali, alcune equazioni si faranno strada nella pianura adiacente ai monti proprio per lo solito sviluppo pomeridiano dovuto a situazioni appunto termiche, quindi dove c'è più sole inizia anche a farsi strada un po' di instabilità pomeridiana. Tutto qua, niente di più. Quindi una bellissima giornata con temperature che si attesteranno tra i 24 e i 26 gradi. Buona domenica a tutti, venite a trovarci. Ciao ragazzi.